Illustri colleghi, in questo momento, con questa nostra riunione, si segna una svolta storica nella vita delle genti venete. Se allunghiamo lo sguardo nel passato, sono note le opposte tesi. Mentre da una parte si avvertiva l'assoluta necessità di un decentramento istituzionale per dare al Paese una struttura articolata, pluralistica e democratica, dall'altra si ergevano forti preoccupazioni perché l'unità raggiunta attraverso la fusione dei vari stati preesistenti non venisse comunque minata da nuovi e più numerosi enti ad ampia autonomia. La soluzione monarchico-unitaria, che concluse le lotte risorgimentali, pose anzitutto fuori discussione l'idea dello Stato federale da alcuni sostenuta, ma subito dopo la realizzazione dell'unità nasceva l'idea regionalistica. Stato uno ed indivisibile, con ampio decentramento istituzionale mediante la creazione delle regioni quali enti con autonomia e poteri anche legislativi. La necessità della creazione dei nuovi enti regionali, forniti di ampi poteri di autoamministrazione e di autonormazione, che avvicinino intimamente il governo agli interessi delle popolazioni locali, assicurando la piena aderenza dell'azione pubblica ai caratteri differenziati delle collettività minori, ha avuto ora il pieno riconoscimento dell'elettorato. Signor Presidente, colleghi, l'attuazione dell'ordinamento regionale a statuto ordinario, che dopo 20 anni di rinvii stiamo compiendo su mandato dei Veneti, assume un grande valore politico, perché è il risultato non di un compromesso deteriore, ma di grandi lotte che hanno posto l'esigenza di cambiare profondamente le strutture autoritarie e burocratiche dello Stato e di costruire un nuovo sistema di direzione del Paese, ancorato alla partecipazione dei cittadini e allo sviluppo della democrazia. La regione trova le popolazioni venete, gli italiani in genere, animati da sentimenti di aspettativa, o di speranza o di timore. Noi dobbiamo fin d'ora essere profondamente convinti che l'esperimento regionale sarà come lo vogliamo, come coloro che sono stati eletti e come coloro che dovranno controllare chi è stato eletto vorranno che sia. L'avvenire della regione veneta potrà quindi essere un avvenire che tenga conto della grande tradizione politica ed amministrativa della Repubblica di Venezia e che ci faccia difensori degli interessi di coloro che meno hanno. L'esperienza regionale, proprio qui nel Veneto, regione che vanta tradizioni autonomistiche plurisecolari, poggia su una sicura base di capacità amministrativa e di preparazione politica. Non è infatti semplice retorica ricordare la compattezza e la stabilità organizzative ed amministrative della Repubblica Veneta nei secoli scorsi, ma serve a puntualizzare la situazione storico-culturale in cui si inserisce la nuovissima attuazione. E sono proprio lo stesso spirito di concretezza, la stessa maturità politica, la stessa capacità e volontà di iniziativa, quelli che noi ritroviamo intatti nel Veneto odierno, rapportandoli e facendoli discendere dall'evoluzione politica della Serenissima, di cui furono la struttura di base, e che ci offrono la piattaforma più idonea e lo stimolo più pressante all'attività dell'ente regione. Ma a questo punto, poiché abbiamo chiari i problemi e le esigenze del mondo d'oggi, è nostro dovere chiederci quale funzione e quale valore si debba attribuire all'autonomia regionale nella situazione storica in cui noi viviamo. Solo allora noi potremo risolvere i problemi del Veneto, tenendo conto della sua situazione geografica ed economica. Tale situazione desta non poche preoccupazioni per essere il Veneto ad immediato contatto con due regioni a statuto speciale, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, dotate cioè di maggiori facoltà sul piano legislativo ed esecutivo e anche, non dimentichiamolo, di maggiori possibilità sul piano finanziario. La regione deve prospettarsi come posizione intermedia di governo, deve cioè offrire, attraverso il riconoscimento costituzionale della sua capacità di legiferare in determinate materie, l'indirizzo politico e il coordinamento all'attività degli enti locali, province e comuni, ponendosi come realtà di mediazione fra essi ed il governo centrale. Non è soltanto un adempimento costituzionale per troppo lungo tempo atteso, ma costituisce uno strumento di moderna programmazione economica, volto al superamento degli squilibri di ordine socio-economici esistenti nel Paese.
Non si tratta solo di eliminare l'accentramento e l'autoritarismo statale, ma di porre l'obiettivo di un processo di programmazione dello sviluppo economico e sociale della regione. Il decentramento regionale corrisponde all'esperienza positiva di altre nazioni ed è conforme agli indirizzi della stessa Comunità Europea, la quale afferma che un impegno nazionale efficace nell'utilizzazione di tutti i mezzi economici si fonda, per non essere dispersivo e insufficiente, su programmi regionali coerenti e su approfonditi studi socio-economici a carattere zonale. Non si tratta pertanto di sovrapporre una nuova struttura burocratica a quella già esistente, col rischio di moltiplicare le disfunzioni del sistema, bensì di fare della regione lo strumento di una vera e democratica dinamica riforma dello Stato, perseguendo l'obiettivo del massimo risultato con il minor costo. Nella sostanza, dobbiamo fare della regione uno strumento valido di decentramento democratico, nella visione di una nuova e più salda unità nazionale, che deve contare sul rapporto dialettico fra il Parlamento nazionale e i consigli regionali. Vogliamo un organismo articolato democraticamente, snello nelle sue strutture, pronto ed efficace negli interventi, in particolare in quelli relativi al riequilibrio territoriale, con una visione dinamica dello sviluppo economico-sociale, teso a risolvere i punti principali della nostra economia regionale, visione in sostanza volta a migliorare il tenore sociale delle classi lavoratrici. Lavoreremo perché questa regione nasca bene e cresca poi robusta ed efficiente, e pur proiettata verso il domani, sia custode di quel patrimonio di civiltà e cultura che ci proviene dal passato e che è nel presente. Lavoreremo infine perché il Veneto conservi la sua fisionomia. Venezia e il Veneto non sono terra di conquista. Ci impegniamo e saremo pronti a collaborare con tutte le forze politiche che vogliono far sì che le regioni costituiscano veramente uno strumento di decentramento amministrativo, di partecipazione popolare, di autonomia, sulla scorta del dettato costituzionale in un quadro politicamente certo e normativamente garantito. Un appello mi sia concesso di rivolgere ai pubblici amministratori, ai responsabili degli uffici decentrati dello Stato, alla magistratura, ai sindacati, agli operai e ai lavoratori tutti, agli imprenditori, ai professionisti, agli uomini di cultura, alle forze dell'ordine e ai giovani, in modo particolare, perché solo con l'attiva partecipazione di tutti sarà possibile costruire la regione. Perché solo con una forte volontà di collaborazione potremo dar vita ad un Veneto moderno ed efficiente. Signori consiglieri, permettetemi, prima di chiudere questa mia introduzione ai nostri lavori, di rivolgere anche a nome vostro un pensiero alle nostre stupende genti venete, da cui abbiamo ricevuto il nostro mandato. A queste genti magnifiche nella loro serietà, tenaci oltre misura nella loro resistenza, pazienti ma mai dome, volitive seppur prudenti, legate alla loro terra. Perché è popolo e non folla la gente veneta. E cioè la somma, la sintesi delle varie peculiarità individuali che non tradiscono nella loro diversità il valore del giudizio, della conoscenza collettiva. E lo splendore della natura veneta attraverso l'anima di chi ha saputo coglierla, perché vi era parte, è penetrato all'interno dei palazzi, nell'oro dei mosaici, nella luce di un quadro del Giorgione, attraverso la sicura fede nella forza e nell'individualità di un Tintoretto, dove tutto ciò non potrebbe essere nato che in questo humus naturale, culturale e religioso, dove ognuno ha chiaro il principio che il lavoro ha una dimensione personale di dignità, sicurezza e umanità, e sociale di benessere collettivo, di progressivi autoriconoscimento e autodeterminazione. Le parole che avete sentito sono state pronunciate il 6 luglio del 1970 durante il discorso di insediamento alla nascita della Regione Veneto, di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario, e sono state pronunciate da diversi esponenti politici appartenenti a tutte le forze di partito, dalla Democrazia Cristiana al Partito Repubblicano, al Partito Liberale, il Partito Socialista, il Partito Comunista. Ecco, quello che abbiamo potuto sentire è la testimonianza di una forte appartenenza
identitaria, trasversale e la necessità di una riforma statale che già 50 anni fa faceva fatica ad attecchire. A distanza di 1000 giorni dal referendum autonomia e di 50 anni dalla nascita delle regioni a statuto ordinario, è tempo di cambiare.